Godono di buona salute i laghi bellunesi. La goletta dei laghi, come la goletta verde fa con le coste, ne ha monitorato la qualità dell'acqua e Santa Croce, secondo lago più grande del Veneto dopo il Garda, Mis, Corlo, Centro Cadore e i due laghi di Revine nel Trevigiano, hanno tutti superato ancora una volta l'esame. Anche quest'anno siamo andati a campionare appunto 4 laghi qui nel Bellunese, Santa Croce, Mis, Corlo e il Centro Cadore, e come tutti gli anni possiamo confermare l'ottima qualità delle acque. Noi vogliamo semplicemente andare ad integrare questo lavoro che fa l'ARPA per capire se ci sono eventuali criticità nel lago, per risalire a queste criticità e quindi avvertire le autorità competenti che possono intervenire in maniera repentina. La consegna delle 5 vele di Lega Ambiente e Touring Club Italiano è avvenuta presso la sezione di Belluno della Lega Navale Italiana, che ha sede in località Santa Croce del Lago, nei pressi della stazione ferroviaria. Anche noi ci teniamo tanto a contribuire che quest'acqua sia pulita con la formazione dei nostri ragazzi. La gente, quella non in barca, secondo lei come si comporta? Oddio, quella dobbiamo un po' educarla, però cominciamo a vedere qualche risultato appunto con la persistenza. Positivo comunque anche il giudizio allargato a tutta la regione. Nel complesso bene, diciamo bene, appunto soprattutto queste zone che sono, come dicevo, un'eccellenza per tutto il territorio ma per tutta Italia.